al liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, maniglie rotte, estintore svuotato, materiali didattici gettati a terra, forse degli studenti bocciati agli esami di recupero, il sospetto del dirigente. Risolto il furto di un trattore rubato da Malgaffaè a Valdobbiadene qualche giorno fa, il mezzo agricolo trovato abbandonato in fondo ad una valle, l'ipotesi del dispetto o della bravata. Commossa cerimonia al cimitero maggiore di San Lazzaro per salutare Tidiane Bansé, il 18enne travolto sulla Ponte Bana, una comunità in lutto che cerca ancora risposte sulla dinamica della tragedia. Secondo grave infortunio sul lavoro in 3 giorni nella Marca, 44enne cade dal tetto di un'abitazione a Codognè, sbatte violentemente la testa, ricoverato in serie condizioni. 2 gravi incidenti sulle Dolomiti, una donna tedesca ha perso la vita precipitando per 300 metri a Canale d'Agordo, un feltrino di 64 anni è ricoverato in gravi condizioni per una brutta caduta in bicicletta. Inaugurata in mattinata la nuova piazza di Salvatronda, frazione di Castelfranco, interventi di messa in sicurezza per oltre 600.000 euro e di valorizzazione dell'albero monumentale. I grandi registi italiani protagonisti della giornata alla Mostra del Cinema al Lido, in l'intervista al maestro Giuseppe Tornatore, giurato del concorso principale. Le telecamere di Antenna 3 puntate sul territorio domani dalle 9:30 la diretta del pellegrinaggio degli alpini sul Monte Tomba, alle 13:30 appuntamento con il Palio di Montebelluna e la sfida tra le 11 contrade. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, vandali in azione nella notte al liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, svuotato un estintore in una classe, rotte maniglie delle aule, cartine di sigarette per terra e ancora materiali di laboratorio spostati o gettati a terra. Forse degli studenti bocciati agli esami di recupero, il sospetto del dirigente scolastico Stefano Marconato al suo ultimo giorno di mandato. Sono entrati dalla scala dell'uscita di emergenza, dalle scale antincendio. Abbiamo trovato una bottiglia di alcolico fuori e un pacchetto di sigarette fuori dalla porta. Sono entrati dal primo piano, non dal piano terra, perché al piano terra abbiamo l'allarme anti-intrusione. Vandali in azione all'Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso. Il colpo intorno alle 4 di mattina. Non si sa in quanti abbiano agito. Quello che è certo, anche dopo i primi rilievi della polizia, è che a compiere la bravata siano stati dei giovani entrati dalla scala antincendio esterna alla scuola. Scelta la porta dell'ultimo piano dove il sistema di allarme non è attivo. Una volta dentro si sono diretti verso le aule dei laboratori. Rottura delle maniglie delle porte dei laboratori e nell'intromissione nel laboratorio di biologia, dove hanno rovesciato a terra del materiale e hanno buttato in giro parti di uno scheletro che c'è lì e in un'aula hanno svuotato l'estintore. Un'aula del primo piano completamente imbiancata, l'estintore rimesso al suo posto come se nulla fosse successo. La scoperta degli atti vandalici uno alla volta, via via che il personale di servizio completava il sopralluogo del vasto istituto. Personale che soprattutto nel periodo estivo si premura sempre di chiudere a chiave le aule che contengono oggetti di maggior valore. Non si capisce ancora, infatti, se le maniglie siano state rotte nel tentativo di forzare le porte oppure per puro divertimento. Trovati inoltre cartine di sigarette disperse tra i corridoi, elemento che fa supporre che a far scattare l'allarme antincendio sia stato il fumo di una sigaretta accesa. Senza parole il dirigente scolastico è arrivato al termine del suo mandato. È un brutto congedo per me, ma mi dà l'impressione di una sorta di ritorsione dopo gli esiti degli esami di recupero dove sono state bocciate alcune persone. Viene il dubbio che sia una ritorsione. Amarezza data anche dal fatto che per il Duca degli Abruzzi questo è il secondo atto vandalico in poche settimane. 15 giorni fa sono entrati ma hanno scassinato 2 macchinette distributrici di prodotti alimentari e cercavano soldi. Non essendoci telecamere di videosorveglianza all'interno della scuola, la speranza è quella che i sistemi attivi nella zona di Borgo Cavour, dove solo pochi giorni fa una banda di ragazzini aveva aggredito l'avvocata Barbara Vidotti, abbiano intercettato i movimenti dei responsabili degli atti di vandalismo. La scuola, non appena entrerà in carica la nuova dirigente, sporgerà denuncia alle forze dell'ordine.
E intanto ieri il sindaco Mario Conte ha annunciato di voler chiedere più forze di polizia in città dopo i furti e le aggressioni ad opera di soprattutto baby gang, una richiesta che divide l'opinione pubblica trevigiana tra chi condivide la presa di posizione del primo cittadino e chi trova invece eccessiva l'iniziativa. Diciamo che avere una città sicura è sicuramente importante, perché andando in giro con le famiglie, però non vedo sto grandissimo problema. Io non frequento tantissimo il centro, però tutte le volte che sono venuto in centro non ho visto sti grandissimi problemi. Sono favorevole a quello che ha detto il sindaco di avere più forze dell'ordine, perché noi comunque vediamo qualche danno, qualche cosetta, magari qui nella mia strada è abbastanza tranquilla, ma fioriere rotte in giro, cose succedono. Ha ragione il sindaco di Treviso. Perché? Perché ci vuole un po' più di sicurezza, perché ci sono queste bande, tra virgolette, di giovani un po' così esaltati che cominciano a rompere un po' le scatole. Io penso che si tratta del tema di sicurezza per la gente, così la gente può svolgersi più tranquilla nelle sue giornate. Mi pare un'iniziativa molto importante da parte del sindaco. Oddio, magari era eccessivo, non so, sinceramente, non so valutare. Personalmente non ho mai avuto nessun problema, non mi sono mai sentita poco sicura, se devo essere sincera. Ne abbiamo proprio bisogno. Perché? Perché dopo una certa ora qui deve esserci il coprifuoco, è impossibile muoversi da casa. Ma scherziamo, ne abbiamo molto bisogno delle forze dell'ordine. Che non servono forse, secondo me. Siamo già a posto, penso. Vengo poco in centro, io non percepisco problematiche, quindi non... È una città sicura tutto sommato? Sì. Per quello che percepisco io sì. Io penso che il problema, oltre al controllo che ci deve essere in città, sia a monte. È un tema culturale per i ragazzi, serve un intervento a livello educativo, oltre alla repressione di determinati fenomeni. È una cosa abbastanza grave, ma non così da richiedere una richiesta di supplementi di forze dell'ordine. Cioè è una città tutto sommato sicura, Treviso? Assolutamente sì. Io vengo da Milano, per cui... Ma abita qui? Sì, da un po' di anni. Risolto il furto di un trattore rubato da Malga Fea, Valdobbiadene, qualche giorno fa. Il mezzo è stato ritrovato abbandonato in fondo ad una valle. Gettato in fondo ad una valle, è qui che è stato ritrovato il trattore con imballatrice rubato giovedì sera dalla Malga Fea di Valdobbiadene. Fondamentale la segnalazione di un cittadino che ha visto il mezzo agricolo abbandonato e ha dato l'allarme. Ora bisognerà recuperarlo e solo allora i proprietari capiranno se sarà possibile sistemarlo per poterlo utilizzare nuovamente. I titolari della Malga su Facebook, da dove subito dopo il furto avevano lanciato un appello per ritrovarlo, hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno aiutato nelle ricerche e nel fornire informazioni utili. Anche se il valore economico del mezzo era modesto, ciò che ci addolora maggiormente è il valore affettivo. Per oltre 40 anni la nostra famiglia ha fatto affidamento su quel trattore non solo per mandare avanti l'azienda, ma anche per preservare le tradizioni e gli ideali che ci animano. La sua sostituzione era impensabile perché veniva usato per lavori come il trasporto dell'acqua e la fienagione in alta quota, compiti che, come molti sanno, non si ripagano facilmente, si legge nel post. Quello che però i malfattori non avevano previsto è che il loro tentativo di affossarci sia invece trasformato in una spinta verso il riscatto. Questo evento ha rafforzato la nostra collaborazione e unione, coinvolgendo ancora di più i nostri fratelli, amici e conoscenti e facendoci sentire parte della comunità. I carabinieri, scrivono ancora i due titolari su Facebook, ci hanno confermato che si tratta di un gesto volontario e doloso. Anche se non è ancora chiaro chi possa essere stato, le forze dell'ordine stanno seguendo alcune piste per risalire ai responsabili. Dunque, le indagini dei militari dell'Arma continuano per identificare i responsabili e ricostruire tutti gli aspetti di questo furto, finito poi con l'abbandono della refurtiva. E altro furto questa mattina al supermercato CRAI di San Trovaso di Preganziol, dove un comando ha forzato la serranda d'ingresso, ha rubato i 2 registratori di cassa contenenti poche centinaia di euro e poi si sono dati alla fuga. Abito qua sopra, praticamente sopra il supermercato, e stamani ho sentito un allarme abbastanza potente e continuo, però non mi aspettavo ci fosse una rapina.
inizialmente pensavo fosse un'autovettura o qualche altra tipologia di allarme. Era prima mattinata, all'incirca verso le 6, 6:15, che è una zona abbastanza tranquilla questa e non è mai successo. Gli abitanti del palazzo hanno sentito suonare la sirena molto presto, verso le 6 del mattino, ma non sono riusciti a vedere nulla. Evidentemente i ladri, che hanno sportato i 2 registratori di cassa dal supermercato CRAI di via Franchetti a San Trovaso, hanno fatto tutto in modo molto veloce. Avrebbero forzato la serranda, preso il malloppo e sarebbero fuggiti in pochissimi minuti. Molto magro in ogni caso il bottino di poche centinaia di euro. A scoprire il danno e ad avvisare le forze dell'ordine sono stati i dipendenti una volta giunti sul luogo di lavoro. Io sono uscito poco dopo, all'incirca sulle 8, 7:30, 8, però qua era tutto tranquillo. Non si vedeva niente? C'era solo una dipendente qua che stava sistemando, non ho ben capito perché ero di fretta, ma non c'era nessuna forza dell'ordine. Il negozio non è dotato di telecamere di sorveglianza, quindi ora i carabinieri di Mogliano dovranno visionare i filmati delle telecamere della via, posizionate proprio all'ingresso della stessa, e dei negozi limitrofi per risalire ai responsabili del furto. A discapito del fatto che la zona è molto tranquilla, questa signora invece racconta di aver subito 3 furti di pomeriggio e in ufficio. Non potevo farci nulla perché era gente che veniva da fuori, entravano quasi sempre nel primo pomeriggio. Mentre rimane in serie condizioni il 42enne caduto da un'altezza di 6 metri 2 giorni fa mentre lavorava sul tetto di un capannone a Montebelluna, nella Marca Trevigiana si registra l'ennesimo grave infortunio, questa volta a Codogné. L'episodio è analogo al precedente: un 44enne mentre era all'opera sul tetto di un'abitazione è caduto da 3,5 metri di altezza battendo violentemente la testa. A trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Treviso l'elisoccorso del SUEM. Sul caso, trattandosi di infortunio sul lavoro, indaga lo Spisal. Una cerimonia molto commossa, quella di questa mattina, per salutare Tidiane Bans, il 18enne travolto sulla Pontebana il 18 agosto scorso. Una comunità in lutto che cerca ancora risposte sulla dinamica della tragedia. Un mazzo di gigli bianchi, le parole dell'imam che risuonano nel silenzio composto di una comunità, quella del Burkina Faso, che si è stretta intorno alla famiglia, papà, mamma e le 2 sorelle di Cheikh Tidiane Bans, il ragazzo 18enne morto il 18 agosto sulla Pontebana, vicino a Nervesa. Una cerimonia semplice, fatta esclusivamente di parole, quella in cui l'imam ricorda come ci si debba comportare nella vita e che bisogna accettare ogni cosa che viene da Dio, perché la sua volontà è più grande della nostra. Nessun canto, nessuna musica e ancora parole, quelle che amici, insegnanti e conoscenti hanno voluto lasciargli sulla bara di legno chiaro, come un tatuaggio indelebile da portarsi nell'aldilà. Grande la commozione anche solo di chi lo ha conosciuto per poco tempo e ancora increduli i suoi amici che fino a qualche giorno prima lo avevano sentito per darsi appuntamento qualche giorno più in là. Sono stato con lui alle scuole medie, con lui 3 anni, mi sono stato abbastanza vicino a lui. Negli ultimi anni non sono stato molto in contatto con lui, però in questo periodo, quando è ritornato, abbiamo cercato di contattarci e quando l'ho saputo però mi ha rattristito perché era anche una bella persona, buona persona ed era molto simpatica. Eravamo compagni di basket anche noi insieme a Francesco e giocavamo insieme, poi inoltre andavamo anche a scuola insieme. Io non ero in classe con lui alle medie, però andavamo a scuola tutti insieme e poi ci vedevamo a Ponzano in giro, ci siamo visti anche purtroppo pochi giorni prima dell'accaduto con la promessa di rivederci anche in settimana, ma purtroppo è successo quello che è successo. L'abbiamo visto venerdì sera, noi purtroppo l'abbiamo accompagnato a casa sua e abbiamo detto dai andiamo a casa presto così magari ci vediamo settimana, domani, e invece purtroppo non ci siamo più visti. Era presente anche il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio, che ha sempre tenuto i rapporti con i genitori del ragazzo che con la sua comunità aveva un legame speciale. Il ragazzo lo meritava, ha vissuto tutta la sua vita a Ponzano Veneto, poi gli ultimi giorni e mesi passati in Francia di per sé li ha passati nella speranza di tornare a casa sua e appena raggiunta la maggiore età ha voluto tornare a casa sua dai suoi amici e sfortunatamente ha trovato la morte. Sono stati giorni impegnativi anche per la nostra comunità e anche per il sottoscritto che ha incontrato la mamma, le
sorelle, il fratello e il padre, in un momento anche difficile rispetto alle loro chiaramente intenzioni religiose diverse dalle nostre. Una comunità, quella del Burkina Faso, ancora incredula e sotto shock, ma che chiede ancora una volta che si faccia chiarezza su tutta la dinamica dell'episodio per mettere in pace il cuore di 2 genitori distrutti dal dolore. Vogliamo più chiarezza perché fino adesso non abbiamo ancora la vera dinamica della cosa, quindi fa veramente molto male perdere un ragazzo, dicendo ancora un ragazzo di 18 anni, fa ancora più male. Non i genitori, anche a tutta la comunità, perché per noi un giovane di 18 anni è il futuro, quindi che è una brutta cosa che un genitore seppellisca il figlio, è una cosa che nessuno non si augura. Le cose tragiche arrivano, ma si arrivano per avere un po' il cuore in pace e avere più chiarezza sull'accaduto, insomma. Il primo Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri dopo la pausa estiva, tra le tante delibere approvate, una riguarda i rimborsi alle regioni per i danni dal maltempo subiti il 13 luglio e l'8 agosto dello scorso anno. Appena 100 milioni di euro a fronte tra Veneto e Friuli di oltre 2.200 miliardi di danni stimati. Ci sono sempre difficoltà quando si tratta di ambiente romano a cercare di portare risorse sui territori e soprattutto in quelli del nord. Questa è l'amara considerazione dell'onorevole Coin sul caso rimborsi per i danni dal maltempo dell'anno scorso. Ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato di assegnare al nord-est 100 milioni di euro a fronte degli oltre 2.200 miliardi di danni quantificati da Veneto e Friuli Venezia Giulia. Peggio sta andando per gli agricoltori che al momento non hanno ricevuto ancora nulla a fronte di una perdita dell'80% di raccolto. Il problema è dell'Agricat, che è un organismo a livello nazionale che effettivamente non sta dando esito positivo alle domande non solo del Veneto per la verità, ma buona parte del nord Italia. Mi sono già adoperato in sede di Ismea, ho chiesto la convocazione di un consiglio straordinario che sarà il 3 settembre, quindi a breve, e proprio per chiedere le motivazioni per le quali c'è stato questo non risposta o diniego. Questo sottolinea l'onorevole Coin nonostante i cospicui trasferimenti del nord allo Stato. Quando si parla che la legge sull'autonomia sarà quella che spaccherà il paese, in verità sarà il referendum che spaccherà il paese perché polarizzerà le posizioni. Però noi ci dimentichiamo quello che siamo. Noi siamo una regione che in 25 anni, dal 96 al 2021, ha prodotto un residuo fiscale di circa 470 miliardi, cioè soldi che sono andati a Roma di tasse dei veneti e che non sono mai tornate indietro. La Lombardia quasi 1400 addirittura, cioè 2 regioni che in 25 anni hanno creato un surplus che non è stato utilizzato dai territori ma che è andato per forme di sussidiarietà a livello centrale per quasi 1800 miliardi che sono 2/3 del debito pubblico. Sono quasi quotidiane le segnalazioni di furti di verdure e frutta negli orti delle abitazioni lungo la golena del Piave. Oltre alle predazioni del lupo ci sono anche quelle degli uomini, raccontano i residenti. Quello che dà fastidio a noi che viviamo nella golena Piave sono le predazioni a 2 gambe. Vengono qui, entrano negli orti, portano via tutto quello che possono portare via. Ovviamente non sappiamo neanche chi siano, vengono qua, portano via e scappano via. Non c'è solo il lupo ad impensierire chi abita lungo la golena del Piave. Sono infatti ormai quotidiane le segnalazioni di furti negli orti delle abitazioni a sparire frutta e verdura. Erano piene qui così, sarà stato 20-30 kg di pesche e hanno portato via durante la notte. Ultimamente gli asparagi, oltre agli asparagi, carciofi, angurie, meloni. Orto nell'orto, melanzane, peperoni, hanno portato via tutto quello che era reperibile. L'ultimo episodio poche ore fa nell'orto di un vicino di Zanot. Ha portato via cetrioli, zucchine, tutto quello che ci corre dietro. Altro furto poche settimane fa nell'abitazione di una familiare dell'imprenditore. Hanno portato via delle barbatelle, è tornata a ripiantarle, purtroppo le hanno riportate via. In azione singoli cittadini o intere famiglie con tanto di bambini al seguito e borse della spesa in mano. Hanno portato via delle sporte piene di pannocchie. Qualcuno ha anche pensato bene di distruggere la telecamera che Zanot aveva posizionato forse per agire indisturbato. L'imprenditore ora è corso ai ripari installando nuove fototrappole e adottando altri semplici accorgimenti. Faccio crescere un po' di erba dappertutto per nascondere ovviamente che non ci siano queste predazioni. Per Zanot non solo un segno dei tempi e delle difficoltà economiche che molti attraversano.
direi anche un po' di cultura delle persone in questo qui, perché basterebbe suonare il campanello, ce ne sarebbe per tutti, ce ne sarebbe. Inaugurata in mattinata la nuova piazza di Salvatronda, frazione di Castelfranco, interventi di messa in sicurezza per oltre 600.000 euro e di valorizzazione dell'albero monumentale che sorge nel centro del paese. Questo è l'albero simbolo di Salvatronda, dove ci trovavamo sotto da ragazzi, abbiamo fatto le berichinate, ci trovavamo tra ragazzi e ragazze. Qui una volta c'era un grande buco dove si mettevano anche le birre. Luogo di ritrovo di vita comunitaria e simbolo di Salvatronda, frazione di Castelfranco Veneto. Ruota infatti attorno al secolare Bagolaro il progetto di riqualificazione tanto atteso della piazza. La necessità era quella di mettere in sicurezza l'albero secolare, un albero censito anche come bene monumentale. Qui sono nati appunto una serie di lavori per modificare, per togliere tutti i parcheggi che c'erano attorno all'albero, che lo soffocavano, per creare degli spazi pedonali per la comunità. È stata rifatta la piazza con il porfido, sono state rifatti le zone a parcheggio, la cinta, la recinzione della scuola, sono state fatte delle aiuole e l'impianto di illuminazione che illuminerà il simbolo di Salvatronda, cioè il Bagolaro che vedete qui alle mie spalle. 610.000 euro spesi bene, di cui un po' più di 100.000 da parte dell'amministrazione comunale. Opera che rientra nell'ambito dei finanziamenti europei Next Generation EU. L'intervento di valorizzazione della piazza ha avuto come obiettivo principale la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Centro e via Lovara, proprio sotto l'albero secolare. Era un momento di ritrovo, era la comunicazione, se troviamo sotto Steson. Questo era ogni giorno, ogni sera, prima di andare a casa, si doveva passare di qua. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia con la nostra intervista al maestro Giuseppe Tornatore. Il maestro Giuseppe Tornatore esalta il ruolo della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel panorama del cinema mondiale. Quest'anno Tornatore è qui a Venezia con il ruolo particolare, prestigioso e delicato di giurato del concorso principale di Venezia 81. Cosa rappresenta per lei la Mostra di Venezia? La Mostra di Venezia rappresenta forse uno dei festival più importanti del mondo ed è il luogo dove si è svolta gran parte della grande storia del cinema italiano. La grande storia del cinema italiano è contrappuntata a doppio filo con la vita della Mostra del Cinema di Venezia, quindi non si può conoscere la storia del cinema italiano senza conoscere la Mostra di Venezia e viceversa. Com'è la situazione del cinema? Dal punto di vista creativo a me sembra che il cinema italiano stia attraversando una stagione estremamente ricca di energia. Dal punto di vista del sostegno? Dal punto di vista dell'industria, ai giovani registi, del finanziamento e la solita lamentazione perché ci sono sempre grandi problemi e ci sono sempre stati e oggi con la crisi che c'è ovviamente ancora più evidente, però dal punto di vista creativo è una stagione molto interessante. Molti i momenti indimenticabili della sua carriera. Questa mattina Tornatore ha consegnato a Marco Bellocchio la 25esima edizione del premio Bresson, con cui lui stesso fu premiato nella prima edizione nel 2000, il riconoscimento della Santa Sede. È un film, Nuovo Cinema Paradiso, che mi sorprende sempre perché a distanza ormai di quasi 40 anni mi ritrovo sempre a rispondere a domande su quel film. Dopo tanti decenni la gente ancora mi chiede di quel film, mi esprime apprezzamenti e è sempre una sorpresa che si rinnova da parte mia. Poi è stato commovente anche il suo ricordo che ha fatto qui alla mostra del grande maestro Ennio Morricone. Sì, quello è un'altra cosa, un documentario che ho fatto con molto impegno perché si trattava di un grande compositore, uno dei più grandi compositori del Novecento, ma si trattava anche di un grande amico. Sono stati
stati presentati gli eventi che porteranno da qui al 2025 gli alpini di Conegliano a celebrare i loro 100 anni dalla fondazione della sezione al terzo raduno Triveneto dal 13 al 15 giugno del prossimo anno. Nella splendida cornice di Ca' del Poggio è iniziato il conto alla rovescia che porterà la sezione degli alpini di Conegliano a celebrare i suoi 100 anni dalla fondazione, ma anche ad organizzare tra il 13 ed il 15 giugno prossimi la terza adunata triveneta che porterà oltre 50.000 persone tra alpini e civili nella città del Cima. Una macchina organizzativa perfetta che prevede oltre 40 eventi da qui al prossimo anno e che di fatto è partita già ad aprile scorso. Un orgoglio trasversale per la sezione e per tutta la comunità alpina, come ha sottolineato il presidente nazionale, che ha ricordato il valore di essere alpini oggi. L'elemento fondamentale è quello di sapere ancora oggi, dopo 100 anni, essere presenti, forti nel territorio, collegati con la realtà locale, soprattutto con la gente, e capaci ancora una volta di trasmettere valori. Di mettere, come diciamo noi, il noi prima dell'io, che anche i giovani di oggi, se stimolati, sono pronti e sanno rispondere presenti. I sindaci di 17 comuni saranno chiamati ad organizzare e supervisionare che tutta la macchina funzioni alla perfezione. La sezione degli alpini vuol dire 30 gruppi, vuol dire 17 sindaci, 17 comunità coinvolte e insieme al centenario anche l'adunata triveneta. Non poteva esserci occasione migliore per una nuova adunata, 10 anni di distanza da quella precedente, per cui avremo oltre 30.000 alpini che sfileranno per le vie di Conegliano, ma ripeto, una grande festa di territorio. Francesco Botteon, presidente della sezione di Conegliano, non nasconde l'entusiasmo ma anche qualche piccola preoccupazione. Difficoltà ce ne sono, magari più di una, ma magari non grandi, però magari la cosa è cercare di far combinare le persone, gli alpini sono delle persone, farli ragionare assieme e farli cercare che abbiano un indirizzo uguale per tutti, perché lo scopo per noi alla fine è quello che tutto riesca nel migliore dei modi. Per Gino Dorigo, presidente del comitato organizzatore, sarà un anno di lavoro ma anche di soddisfazioni, iniziato con il passaggio della stecca da Venezia a Treviso. I nostri veci hanno costruito questa bella nostra sezione e a noi adesso dare il giusto merito, il ricordo di quei sani valori che ci hanno così tramandato il valore del ricordo, della memoria, dell'amor di patria e del stare insieme e far famiglia. Ecco, proprio questa famiglia Conegliano sta cercando insieme di rendere questo centenario un evento straordinario. E domani Antenna 3 seguirà in diretta il pellegrinaggio alpino sul Monte Tomba che si rinnoverà per la 65esima volta. Un appuntamento con le penne nere ma anche con le rappresentanze di tutte le nazioni che qui hanno combattuto durante la Grande Guerra. Dalle 9:30 Antenna 3 trasmetterà tutta la manifestazione a partire dallo sfilamento verso la chiesetta dedicata alla Madonna del Tomba, quindi l'alzabandiera e la celebrazione della Santa Messa. Inaugurazione questa mattina a Zero Branco della 57esima edizione della Sagra del Peperone, un evento come tutti gli altri organizzati dalla Proloco con un futuro incerto causato dalla crescita costante di burocrazia e responsabilità. Se non cambia, siamo a rischio chiusura sagre? Direi che siamo già in quella fase, nel senso che noi abbiamo nel nostro osservatorio UMPLI abbiamo segnali. Il Covid è stata una prima causa, ma poi quando si è partiti dopo il Covid ci sono stati anche alcuni che hanno detto: ma chi me lo fa fare? Mi piace vivere ora, se dolce come un balsamo. Eventi come questo presto potrebbero sparire perché la burocrazia continua ad uccidere le sagre. L'allarme si è ripetuto oggi all'inaugurazione della 57esima edizione del Peperone a Zero Branco con un presidente di Proloco più esausto che mai. Sono le burocrazie che ti fai volontariato e rischi denunce a ogni momento. Come annuale a Ferragosto, quando a servire i tavoli come sempre c'erano i più piccoli e al presidente è arrivato, poi ritirato, un esposto per lavoro minorile. Insomma, oltre al lavoro materiale, alla tensione per la buona riuscita della manifestazione, si aggiunge in crescita il peso delle normative, talvolta davvero inutili, per le quali gli unici aiuti arrivano dai comuni. Noi ci siamo strutturati nel tempo all'interno degli uffici comunali, abbiamo dei tecnici preparati che sono in grado
modo di dare pieno supporto durante tutta la fase di preparazione della sagra. Un po' perché ormai da 57 anni si fa la sagra del peperone, quindi era anche tempo e giusto che anche il comune fosse adeguato a questa sagra, ma un po' perché effettivamente le incombenze di questi ultimi anni stanno mettendo in grossissima difficoltà tutti i gruppi volontari. Comunque rimane sempre una grossa responsabilità organizzare feste e sagre, col risultato di scoraggiare il volontariato. Noi siamo volontari, non prendiamo neanche rimborso spese quando ci muoviamo in macchina o del telefono, quindi trovarci a firmare delle autorizzazioni, le carte, dove tutta la responsabilità è in capo al Presidente della Proloco, noi ci facciamo anche le assicurazioni eccetera, perché però diventa veramente difficile, è una cosa che va cambiata. Inizierà domani pomeriggio la seconda edizione della rassegna culturale Settembre a Villa Letizia, una manifestazione voluta dalle associazioni che hanno sede nella storica struttura comunale anche come risposta alle continue incursioni di baby vandali tra il parco e la sponda del Sile. Qualcuno lo chiama già il parco dimenticato. È quello di Villa Letizia, storica struttura comunale di Treviso dalle innumerevoli vite. Sede staccata della Biennale di Venezia, dello IUAV, edificio scolastico, ora ospita, oltre che l'ente parco del Sile, anche tutta una serie di associazioni culturali, ambientali e musicali. Ma soprattutto, e in particolare di sera, anche bandi di baby vandali che tengono lontani i cittadini. Non è frequentato perché i ragazzi vengono qua e fanno azioni scorrette, spaccando, rompendo, non rispettando quello che c'è. Come per il cancello sul pontile del Sile, scardinato e scaraventato via per noia, o i salti sui motori dei condizionatori con relativi danni da riparare. Un fenomeno che sembra avere un solo antidoto per lo storico ex preside delle Stefanini, che di educazione ai ragazzi se ne intende. Riuscire a mettere assieme la cultura con la natura, e la natura che diventa condizionante della cultura. Danza, musica, incontri sulla montagna, tutti con ingresso libero, che si terranno nei diversi angoli del parco, ma anche sul Sile, protagonista della giornata inaugurale della rassegna. Partiremo proprio dal Sile, dal fiume della città di Treviso. I canottieri di Treviso hanno dato la disponibilità di fare un giro gratuito previa una prenotazione WhatsApp. Tutti gli eventi che noi abbiamo proposto sono gratuiti e può partecipare chiunque, non c'è limite di età. Domani in diretta su Antenna 3 tutte le emozioni del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna a partire dalle 13:30, aspettando il Palio. A seguire la gara entra nel vivo con la sfida delle 11 contrade trainando i carri. Appuntamento dunque domani, domenica 1 settembre dalle 13:30, per vivere la storia e la tradizione dei montebellunesi, naturalmente in diretta su Antenna 3. E adesso è il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Iniziamo con la cronaca e con due gravi incidenti questa mattina sulle Dolomiti. Una donna tedesca ha perso la vita sull'alta via numero 2 in comune di Canale d'Agordo, mentre un uomo feltrino di 64 anni è ricoverato in gravi condizioni per una brutta caduta in bicicletta. Ha perso la vita di fronte al compagno mentre assieme stavano percorrendo il sentiero 702, il tratto dell'altavia numero 2 che dalla Valle delle Comelle in comune di Canale d'Agordo risale verso il rifugio Rosetta sull'altopiano delle Palle di San Martino. Non si conosce ancora il nome della donna di nazionalità tedesca che, stando alle prime ricostruzioni, attorno alle 10 del mattino sarebbe inciampata in prossimità della Torcia di Valgrande per poi precipitare da un salto di roccia sparendo alla vista del compagno. Giunto nel luogo indicato da quest'ultimo, l'elicottero Falco 1 ha effettuato una ricognizione fino all'individuazione del corpo senza vita della donna alla base della parete, un volo di 300 metri. La salma è stata recuperata con l'uso del verricello e trasportata a Gares, dove il soccorso alpino della Valle del Biois l'ha affidata al carro funebre, mentre il compagno ha espresso la volontà di scendere a valle da solo. Pochi minuti dopo, un altro grave incidente sta lasciando la comunità di Feltre con
con il fiato sospeso per le sorti di un concittadino di 64 anni che attorno alle 11, mentre in compagnia della figlia stava scendendo con l'e-bike la strada militare che da Fodara porta a Rastua nel Cortinese, ha perso il controllo della bici in prossimità di un tornante ed è precipitato per oltre 50 metri. L'uomo è stato raggiunto da una squadra del soccorso alpino allertato da alcuni escursionisti e tramite l'elicottero Falco 2 è stato trasportato d'urgenza al San Martino di Belluno, dove versa in gravi condizioni. Proseguono i disagi sul cavalcaferrovia a Ponta, alle porte di Busche, comune di Cesio Maggiore. Gli automobilisti si dicono esausti dalle lunghe attese. Code che in alcuni casi arrivano a sfiorare i 30 minuti. Disagi in particolare per i residenti e i pendolari che quotidianamente si trovano costretti ad affrontare il serpentone di veicoli incolonnati nei pressi del cavalcaferrovia di Ponti in comune di Cesio Maggiore, arteria viaria di primaria importanza per il collegamento tra Belluno e Feltre. Dalla fine di luglio l'infrastruttura è soggetta a lavori che ne comporteranno la demolizione e ricostruzione, mentre il traffico è stato deviato su una bretella secondaria a senso unico alternato regolato tramite un semaforo, ed è proprio qui che gli automobilisti si vedono costretti a sostare anche per lunghi periodi sotto il sole di agosto in attesa del via libera, una situazione che in molti non esitano a definire insostenibile. È una vergogna. Io ci passo qua tutti i giorni, devo fare la strada di dietro a Cesio Maggiore. L'altro ieri per esempio sono rimasto qua mezz'oretta, abbondanti io che ci faccio tutti i giorni, andata e ritorno è un po' lunga. Lei lavora qui quindi? Sì, lavoro sempre a Feltre e abito a Belluno. E quindi un bel disagio? Tanto. Piuttosto importanti i problemi, le code arrivano fino alla riva di San Gabriele per venire verso Feltre. Disagi per il cantiere? Abbastanza, grazie. C'è un po' di traffico? C'è un po' di traffico, diciamo che crea un po' di disagio durante la settimana. Se vogliamo le strade bisogna anche avere un po' di pazienza e aspettare. E si parte 5 minuti prima. Guardi, io lo faccio tutti i giorni e è sempre così. Sì, abbastanza per le persone che vanno a lavorare, soprattutto che devono uscire di casa un bel 15-20 minuti prima. C'è sempre un po' di colonna, c'è sempre casino, insomma. Quindi durante la settimana, fine settimana, insomma, anche per me che vengo avanti e indietro da Padova, insomma, è un bel po' di casino, ecco. Noi siamo arrivati oggi e non mi aspettavo sta roba qua. Sinceramente. Ad avere la peggio restano comunque gli autotrasportatori deviati lungo la Feltrina con un sensibile aumento dei tempi di percorrenza, una decisione che ha fatto insorgere i sindacati di categoria. 25 ottobre è la data da segnare sul calendario, quella della riapertura al traffico, è quanto emerge dal tavolo convocato ieri a Palazzo dei Rettori dal prefetto di Belluno Antonello Rocco Berton, a cui hanno partecipato ANAS, le amministrazioni dei comuni coinvolti, forze dell'ordine, RFI e Dolomiti Bus. L'incontro è servito per trovare soluzioni che tamponino il disservizio per quanto riguarda la regolamentazione dei flussi. A quanto pare sarà incrementato l'uso dei movieri e per prevenire eventuali ulteriori disagi anche in vista della ripresa delle scuole nel mese di settembre. E poi gli studenti, il treno non va, la strada è così, cosa vuoi che dica? Andiamo avanti. Sono iniziati i cantieri per la riqualificazione della Galleria del Comelico sulla statale 52 Carnica. A partire dal 9 settembre si procederà con l'interdizione totale alla circolazione notturna nei soli giorni feriali dalle 22 alle 6. La galleria rimarrà invece transitabile in orario notturno il sabato e la domenica notte. I lavori del valore complessivo di 100 milioni di euro riguarderanno il consolidamento strutturale della volta e il rivestimento definitivo di tutta l'infrastruttura, oltre all'ammodernamento dei sistemi di sicurezza quali ventilazione, illuminazione, videosorveglianza, antincendio e SOS. Il cantiere del tunnel, secondo quanto definito contrattualmente, avrà una durata di 32 mesi. E con questa notizia chiudiamo la nostra edizione del telegiornale, vi lascio la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon sabato sera.